309 milioni di euro pronti ad essere investiti in circa 350 cantieri da avviare in tutto il Veneto. Sono i numeri degli interventi del 2019 per i danni provocati dal maltempo a cavallo tra ottobre e novembre dell'anno scorso, annunciati dal presidente della regione Luca Zaia nella funzione di commissario delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile. A chiacchierare e fare i premi Nobel in tribuna di calcio sono capaci tutti, a bordo campo ci siamo noi. Voglio ricordarvi, fine ottobre, la tragedia, siamo partiti subito con opere di somma urgenza, abbiamo riaperto le strade in una settimana, abbiamo ripristinato la normalità, abbiamo investito e già realizzato 100 milioni di euro di cantieri, già conclusi e avviati, e dall'altro 309 milioni che sono pronti per essere cantierati, ma per essere pronti vuol dire che abbiamo lavorato questi mesi per renderli cantierabili. Un piano che non riguarda solo la montagna bellunese e vicentina, ma anche le altre province, specie quella di Venezia, fortemente colpita sul litorale. Il limite massimo di avvio lavori è il 30 settembre 2019. Sarà un lavoro poderoso, li faremo, metteremo in cantiere queste 350 opere, alcune anche sono complicate come gli 86 siti che hanno necessità di pulire il bosco che è a terra e metterci poi dei paravalanghe. Zaia ha anche lanciato un appello all'opera dei volontari. Per accoglierli sono previsti 2 campi base attrezzati di tutto per l'ospitalità allestiti dagli alpini, uno sicuramente a Rocca Pietore. I volontari sono assolutamente graditi. Se qualcuno vuole fare un'opera di volontariato, una vacanza alternativa, qualcosa in montagna, eccetera, o anche in altre località, si rechi dai sindaci. Io vorrei fare il volontario, vedrete che c'è sempre qualcosa da fare. Non necessariamente bisogna avere una motosega. Se poi qualcuno che ha una motosega, c'è anche un'assicurazione sua, si presenta e vedrà che qualche albero glielo faranno tagliare.